Che oggi c'è per davvero quello che dovrebbe fare una regione, c'è per davvero il massimo di quello che può fare una regione in fatto di cultura. Prendere un'occasione come la celebrazione della realizzazione, del perfezionamento del cannocchiale di Galileo, una delle invenzioni che ha cambiato il mondo, e portarla a cogliere l'occasione non per un solito convegno, non per la solita celebrazione, ma in realtà per portare il mondo della scienza a contatto con il numero più vasto di persone possibili, in particolare giovani. Quindi io sono orgoglioso che questo si faccia nella nostra terra e proprio per questo considero questo uno dei grandi privilegi di chi ha la fortuna di fare il presidente di una regione come il Veneto. Era stata detta un'altra cosa sacrosanta: nel processo che si intentò a Galileo, la Repubblica Veneziana, la Repubblica Veneta, ebbe un ruolo determinante, quello di insabbiare le carte di quel processo, a grande segno di intelligenza e di liberalità. Osservi nella storia, la Repubblica Veneta, la più lunga repubblica nella storia dell'umanità, ha avuto soltanto alcuni periodi di declino e corrispondono ai periodi in cui eravamo chiusi, che sono i periodi dall'inizio dell'Ottocento, dall'inizio del Novecento, alla fine dell'Ottocento, quando fummo venduti da Napoleone Bonaparte, agli anni del fascismo, quando l'Italia era chiusa al mondo. Prima e dopo, per 1200 anni, c'è stato benessere e ricchezza. Perché? Perché il benessere, la ricchezza, la cultura derivano dal colloquio col mondo. Ecco perché dico che il Veneto ha bisogno dell'Italia, dell'Europa, del mondo, e chi invece vuole chiuderlo non ha capito nulla.